Ciao ragazzi, dite la verità, quanto fa piacere trovarsi di fronte a due piatti come questi, la sintesi della primavera in tavola, come la definisce Margherita che mi ha preparato questi piatti eccezionali, con la versione degli asparagi con uova soda e con le uova al burro. Ma la bontà è un derivato, è il frutto di un cammino che arriva da lontano ed è una prerogativa della cosiddetta tipicità. E adesso andiamo a scoprire che cos'è per quanto riguarda gli asparagi veronesi. Voi andate avanti. Arrivo subito. Verona è una delle capitali italiane nella produzione di asparagi. La leadership mondiale spetta alla Cina con 8 milioni di tonnellate, poi il Perù con mezzo milione e poi via via a scendere fino ad arrivare anche all'Italia, che produce circa 50.000 tonnellate all'anno, 2.000 delle quali provenienti proprio qui da Verona. Ma perché vi faccio questo elenco? Per una produzione che, come potete capire, è diffusa in po' tutto il mondo, per arrivare a una domanda molto semplice. Dove sta la tipicità? Come la si riconosce? Ecco che cosa lo rende unico, l'Adige, il Nilo per questa provincia, che attraversa da nord a sud e nella quale ha portato nel corso della sua lunghissima storia un patrimonio pedologico praticamente perfetto, perché il terreno sabbioso di origine alluvionale è un terreno che in gergo tecnico viene definito magro, perché molto drenante, non trattiene l'acqua, quindi creando delle condizioni ideali per le radici delle asparagiaie. E di questa risorsa i contadini hanno fatto virtù, un tesoro di cui hanno fatto virtù, e grazie a questa intuizione hanno fatto diventare l'asparago, come si diceva prima, una tipicità veronese. Già i romani conoscevano gli asparagi e Verona evidentemente nella storia ha avuto grandi rapporti sia come città che come provincia con il mondo romano, ma venendo soprattutto ai tempi nostri, direi dal secondo dopoguerra in poi, l'asparago si è manifestato, si è rafforzato come posizione soprattutto lungo l'alveo dell'Adige, perciò un Adige che attraversa la provincia da Rivoli a Castagnaro evidentemente dà la possibilità di dire che lungo questo percorso, per i terreni che ci sono, per il clima che si è formato e anche per la mentalità e il know-how della gente che vive intorno a questo percorso del fiume, siamo veramente nell'epicentro di una realtà economico che non è solo economico-finanziaria ma che è anche sociale. Le estensioni delle aziende sono sempre state così? No, l'inizio è lontano, era ben diverso sulla produzione dell'asparo, la raccolta è sempre quella, ma sul quantitativo soprattutto del prodotto, perché andiamo indietro con gli anni, le famigliotte lì con 5-6 filoni come si vede qua erano già tante. Poi con l'evento della conoscenza, della produzione, le varietà, tutto, l'inserimento di giovani nelle aziende che hanno preso amore di questo prodotto e così si è allargato e il quantitativo, si sono allargati gli ettari e le aziende, ci sono ancora le aziende piccoline con poco prodotto e così. Qua siamo su un'azienda immagine di Verona che è proprio il fiore di questo, capito? E questo è il futuro. L'affermarsi dell'asparago ha contribuito in maniera determinante alla modifica dell'assetto agricolo del territorio, soprattutto nella pianura veronese. Le stalle e le piantagioni di mele e di frutta in genere, che per tanto tempo hanno caratterizzato questo territorio, hanno via via ceduto in gran parte il passo ai cumuli paralleli, dando vita a una diffusione capillare che oggi sfiora i 400 ettari. E tutto è partito dalle famiglie, che poi sono diventate aziende, alcune delle quali oggi di dimensioni anche rilevanti. E questa escalation produttiva ha contribuito in maniera decisiva all'affermazione di una identità produttiva, di un radicamento della tipicità dell'asparago, tant'è che oggi questo rappresenta un prodotto di punta nella produzione agricola primaverile veronese. Cosa c'era qui fino a 40 anni fa?
Fino a 40 anni fa c'era quello che si vede anche in lontananza, cioè qui erano quasi tutti frutteti, soprattutto mele, ma direi che questa era una zona molto vocata, Ronco Adige, anche per le pere. Le pere sono sparite quasi tutte, di mele ne è rimasta poche, soprattutto per fattori economici e anche di manodopera, però l'aspargo li ha sostituiti perché nell'epicentro del lavoro familiare ha trovato quel terreno fertile anche dal punto di vista occupazionale e sociale, che oltretutto permetteva di avere i primi introiti durante l'annata. Era un po', se vogliamo, quelle che sono le ciliegie per la collina veronese. L'evento dell'aspargo è quello che ha dato la possibilità a queste aziende di sopravvivere. Se non fosse stato l'aspargo, cosa sarebbe stato degli agricoltori qui? Questa è una bella domanda e ci sarebbe molta difficoltà. Allora, bisogna dire questo, che la piccola azienda sarebbe o è costretta, tuttora anche adesso, è costretta a finire, chiudere, perché quella che è l'azienda che ha i 5-6 ettari non può più sopravvivere con... Allora, il giovane va un altro lavoro, il vecchio è diventato vecchio e questa terra va tutta, si raggruppa tutte su 5-6 proprietari su un paese, capito? Se un'azienda non ha i 300-400 campi, ormai certo, in questi tempi qua non si può più a sopravvivere. Con il numero ci riesci a stare. Con l'asparago, uno che ha la possibilità di avere un ettaro, 2 ettari, bene, può vivere. Quindi una famiglia Sì. ha trovato la capacità di rimanere sul territorio. Sì, ha trovato, con questo è ancora invogliata a rimanere sul territorio. C'è una singolarità ben precisa per l'aspargo di Verona. Grazie all'Adige, infatti, viene coltivato in diversi punti della provincia, da nord a sud. Ovviamente le zone maggiormente vocate sono quelle che lambiscono direttamente il fiume e nella pianura le aree dove si concentra maggiormente la produzione sono quelle dei comuni di Arcole, forse il più noto di tutti, ma poi anche Ronco all'Adige, Albaredo d'Adige, Roverchiara, Zimella, Belfiore, estendendosi però anche ad alcune aree interne come Salizzole, Sanguinetto con Camarise e Bovolone, dove i terreni sabbiosi facilitano lo sviluppo di questa coltura. Molto rinomata poi è la produzione di Mambrotta, piccola frazione di San Martino Buonalbergo che si affaccia direttamente sull'Adige, che è laggiù in fondo. E qui l'influenza del fiume è evidente perché i terreni che accompagnano il corso dell'Adige sono caratterizzati da una forte sabbiosità. Non dico che sembra di essere in spiaggia calpestandoli, però la sensazione di morbidezza c'è tutta. E anche qui c'è una forte storicità che caratterizza questa cultura. Quando è scattata la molla, cioè quando ci si è impadroniti della consapevolezza che da questa cultura poteva dipendere il futuro agricolo di questa terra? Ma anche per la mia esperienza personale, ho vissuto per circa 20 anni all'interno dell'ente camerale, ho visto nascere proprio il consorzio di valorizzazione dell'aspargo. E intorno a questo modo di valorizzare il prodotto si è visto che c'è un futuro. Direi che è stato molto importante questa tappa, anche se adesso bisogna arrivare a qualcosa forse di più, cioè a un marchio identitario che possa dire qui c'è un IGP oppure una DOP, perché c'è una storia, c'è un certo modo di produrre che è certamente importante, e anche perché ormai anche le catene distributive richiedono questo marchio. Perché è nato questo consorzio? Perché abbiamo capito che nel nostro territorio la provincia ha dei terreni, come ho già detto e ripeto, adattissimi a questo prodotto, a questo articolo, capito? Allora, però mancava la conoscenza dell'aspargo di Verona. Abbiamo punti e zone conosciute da Rivoli, la Mambrotta, Arcole, quando ci troviamo adesso e così, che è storica, però non è mai stata valorizzata, mai fatta conoscenza. Ecco, il consorzio ha fatto questo. Abbiamo creato questo gruppo, volontà di tutti i produttori, e questa qua è stata una cosa meravigliosa, con un'immagine di riconoscimento dell'asparago e con una tabella di lavorazione, chiamiamola così. E con questo abbiamo migliorato la qualità, abbiamo migliorato il prodotto, abbiamo aumentato il quantitativo, perché ci siamo creati una conoscenza non solo in Italia o in provincia o in regione, ma anche all'estero. Il consumatore purtroppo è abituato a vederselo nel piatto,
buono, lo mangia, lo assaggia, però l'80% sono sicuro che non sa tutto il passaggio, il processo che c'è dietro. Adesso possiamo dare e dobbiamo dare questa conoscenza, ma è già anni che il consorzio, ecco cosa fa il consorzio, cerca di dare questa conoscenza al consumatore. Ci state riuscendo? Sì, ci siamo riuscendo anche perché la nostra risposta qual è? Che quando si va anche adesso sul mercato, 20 anni fa, prima del consorzio, eravamo gli ultimi sul mercato. Chi veniva a comprare, capito? Eravamo invasi e con qualità e tutto, dicevano, ma è vero allora, la Spagna, la Grecia, il Perù e tutto questo. Adesso entrano ancora questo, ma però prima vengono a fare la compra sul nostro prodotto perché hanno capito che siamo bravi, dai, diciamola, capito? E poi si ripiegano, se non c'è più prodotto, ripiegano all'altro. Allora questo è un qualcosa che in questi anni, in questi 2 decenni che il consorzio esiste, qualcosa abbiamo costruito. Ma visto questo percorso di qualità e di quantità, questo cammino fatto finora, dove deve portare? La domanda è legittima. Quali sono gli obiettivi e soprattutto le aspettative legate all'asparago? Ormai non si può andare sui mercati senza distinguersi, perché cosa vuoi? Gli asparagi si fanno anche un po' dappertutto oramai, però se hanno una identificazione e un marchio che garantisce alcuni presupposti è molto importante, perché allora si parla meglio al consumatore, sempre che ci sia evidentemente un ente superiore che garantisca in maniera seria tutti quanti i passaggi. L'Adige insomma racconta anche questa storia, quella di una tipicità che si è fatta strada nel corso del tempo e che soprattutto negli ultimi decenni si è molto affermata. Manca ancora una zona, che è quella a nord di Verona, quella di Rivoli, ma lì ci andremo nel prossimo video. Ciao ragazzi, continuate a seguirmi.